Dai certificati rilasciati da ARPAV risulta che nel 2023 presso gli stabilimenti della Regione Veneto sono state conferite 587.000 tonnellate di rifiuti, un dato importante affermato dall'assessore regionale Bottaccino, un obiettivo raggiunto con 2 anni di anticipo rispetto al programma previsto sull'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti. Il risultato è frutto della grande sensibilizzazione che si sta portando avanti in materia e dell'impegno dei cittadini verso la raccolta differenziata. Il risultato è migliore di quello che si era previsto per il 2025, ha affermato Bottacin, suggerendo che si è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi previsti dal piano e superarli. L'assessore aveva portato in giunta la delibera per approvare i criteri per applicare un'unica tariffa per il conferimento del rifiuto urbano residuo agli impianti di smaltimento. Si tratta di un ulteriore elemento che consentirà di garantire costi uniformi per tutti i cittadini per il conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e quindi un importante obiettivo del piano che si sta raggiungendo e che vedrà applicato già nel 2025, confermando la leadership nazionale del Veneto in materia. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.